Quest'anno la neve in Trentino è arrivata, tanta e abbondante, per la gioia di tutti gli sciatori e gli appassionati di sport invernali. Qui ci troviamo sull'Alpe Tognola, nel cuore della schiarea San Martino di Castrozza Passorolle, dove le piste sono aperte e ben affollate già dagli ultimi giorni di novembre. In questo comprensorio abbiamo delle piste dal campo Primi Passi, dove si può iniziare a sciare, piste un attimino più difficili, le piste azzurre, fino ad arrivare anche a delle rosse molto impegnative e delle piste nere. Cosa ti piace di andare sugli sci? Sciare con papà. Il papà dice che è molto contento di star qua. Piste belle, molto battute e apposta per i bimbi, lei si diverte tantissimo e anche l'altro che è in giro con la mamma. Tra queste montagne la novità dell'inverno è la nuova seggiovia Cigolera, che è stata inaugurata ufficialmente il 14 dicembre. L'impianto serve una delle piste più tecniche ed apprezzate delle Dolomiti, molto frequentata dagli sci club ed omologata FISI per la specialità slalom. Serve un versante importante, prima di tutto il versante che ci collega alla schiaria vicina, quindi un versante esposto a sud molto ampio. L'impianto nuovo serve ben 2 piste più la pista di innevamento, più dei bellissimi fuoripista nei boschetti di San Martino. È un investimento intorno ai 5 milioni di euro e quindi un impegno grosso per una società tra l'altro piccola e un impegno importante per un comprensorio che negli ultimi anni di investimenti ne ha fatti già per 25 milioni di euro, questi si aggiungono e che quindi sta cercando insomma di ritrovare smalto, vivacità e valore aggiunto nella qualità del prodotto. La pista che c'è sull'impianto nuovo, la pista Cigolera, è una pista rossa, è una pista adatta per sciatori esperti e c'è anche una parte dove i ragazzi degli sci club si possono allenare, proprio adibita loro, e volendo partono anche dei fuoripista bellissimi per chi vuole fare del freeride neve fresca. Molto divertente, sì, e molto tecnica anche come pista. 6 posti a sedere, il modernissimo impianto vanta una capacità oraria di 2000 persone. Finalmente si sale in tempi veloci, quindi in 3 minuti e mezzo arriviamo in cima percorrendo oltre 1000 metri di lunghezza e quasi 300 di dislivello, per cui stai meno sull'impianto e hai più tempo per sciare. L'ampiezza dell'area sciabile è sicuramente superiore, più fruibile, più godibile e l'idea proprio anche di una qualità del prodotto sci. Prima dicevamo che avevamo impianti un po' vintage, finalmente adesso ci stiamo modernizzando anche noi. Meraviglioso, dai colori che sono stati scelti che richiamano proprio la neve e la luce turchese che c'è sempre da queste parti e la velocità di risalita è fantastica, ma la pista che c'è qui dietro è davvero bella perché anche con dei bimbi piccoli si sta sereni perché è grande e ci si sta tutti. La seggiovia serve uno snodo cruciale tra i versanti Tognola e Ces, nel cuore del cosiddetto Carosello delle Malghe. Il nostro carosello si chiama Carosello delle Malghe perché è punteggiato di tappe da una malga all'altra, partendo dalla Tognola arrivando fino a Malga Ces e di ritorno passando per la Malga Valcigolera piuttosto che la Malghetta Tognola. C'è l'occasione di sciare e nello stesso tempo di provare quella che è la gastronomia del territorio, di nostri prodotti. In tutte queste malghe si possono anche semplicemente degustare per assaggi e crediamo che sia un'offerta molto gradita al nostro pubblico. E per chi non scia, l'alternativa è andare per mercatini. Difficile non farsi conquistare dalle colorate proposte di Imer, Siror e Fiera di Primiero, che offrono anche momenti di musica e intrattenimento per giovani e famiglie fino all'Epifania.